Che volevi inaugurare? E ti voglio fare un regalo, va? E perché tu voleva? Beh, Non è bello, per la gioia di regalartelo. Oh, sì. ma quanto sei generoso, e la sua gioia è quando può regalare una cosa, è così. Sembra pure, professore, questo è un asinello, Ma vabbè, ma noi che ce ne facciamo, Chiari? Noi teniamo quelle 4 camere piene di robe, in certi punti non si può neanche passare. Va bene. Un angoletto per questo dipinto lo troverete sempre. Grazie, grazie ma, tanto. ma quanto sei generoso. No, figurati. Scusate, professore, io poi volevo parlare con voi per fare un conto del mio bilancio, volevo sapere il fatto del deposito e delle 4 camere. L'appartamentino. Ecco, l'appartamentino, lo devo pagare mensilmente, non lo devo pagare, che come mi devo regolare? Oramai io ho deciso. Le 4 camere con il deposito ve lo regalo. Bravo. Veramente? Grazie tante. Sì, l'avevamo detto. L'ha detto. Anzi, domani stesso andiamo dal notaio, facciamo fare le pratiche, tutto a Grazie. posto. E secondo il tuo desiderio, la proprietà la intestiamo a mamma. Sì, a mamma, io non voglio niente per me. Non voglio niente per me. Lo disse lui. Ma tu sì, poi grazie. non resti solo, io ti vengo a trovare tutti i giorni, vengo a vedere se Certo. ti serve qualche Va cosa, se bene, hai ma bisogno. figurati, se mi venite a trovare mi fate enorme piacere, la mia casa è sempre aperta per voi. Ah, naturale. Quanto è bello, eh. Sì, Ma sì. io non resto solo. Eh no, perché io e donna Virginia ci sposiamo. Come? Sì. Io sono rimasto che non ho capito bene, professore, che hai dritto. Io e donna Virginia, ho detto, ci siamo messi d'accordo e ci sposiamo. Sposato. Sì. E voi mi dovete chiamare papà. Ma cosa? Hai capito? Chiari, mi devi chiamare papà. E tu nonno. Tu mi dovevi chiamare zio e invece mi chiamerai nonno. Come gira il mondo, vero? Anche da gira. È una ruota, Di come gira? Beh, ma non mi avete fatto nemmeno gli auguri, niente. Già, gli auguri, va. E non ce l'aspettavamo. Come fatti, Come fatti? Permettete, io me ne scendo, metto la giacca, me ne vado, ce ne andiamo a mangiare a Toro del Greco, ce ne andiamo a mangiare. Filù, Credo. poi se qualche volta ci vieni a trovare, quando vieni a trovare mamma, non fa parlare più a papà, hai capito? Io sono geloso. Ma